Allora, abbiamo visto anche l'intervista a Donat-San. A questo punto, alla luce di tutto questo, a lei la parola, che cosa ci può dire? Come ci può supportare in questa situazione di, sì, un po' di incertezza? Perché... Allora, nella situazione di incertezza provo a dare qualche informazione, ecco, più che giudizio, proprio sulla vicenda Jobs Act e poi magari anche una riflessione, quella sì, un po' più critica sui pro e i contro di questo intervento sul lavoro dell'attuale governo. L'aspetto informativo è vero, i primi 2 decreti attuativi sono già stati trasmessi a Camera e Senato, la norma prevede che entro 30 giorni debba essere prodotto un parere, che comunque non è vincolante, può essere anche non prodotto, fatto sta che entro 30 giorni dalla trasmissione i decreti vanno in Gazzetta Ufficiale, per cui attorno al 12 o 13 febbraio dovrebbero andare in Gazzetta Ufficiale. Quindi tutto questo allarme che è stato fatto sul fatto che questi decreti attuativi, no, è una cosa... Allora, stiamo parlando dei primi 2 decreti attuativi, che è il contratto a tutele crescenti e la NASPI, cioè la nuova ASPI, e quindi le politiche passive di cui parlava anche prima l'assessore Donat-San. Entro metà febbraio, per intenderci, i 2 decreti sono in vigore. È chiaro che l'intenzione originale del governo era quella di associare l'entrata in vigore di questi decreti all'inizio delle risorse della legge di stabilità, per cui al 1° gennaio. Effettivamente è andato un po' lungo coi tempi, per cui sono già dal 1° gennaio effettivamente vigenti l'esonero dei contributi fino a 8.060 euro annuo previsto dalla legge di stabilità, così come la deducibilità dell'IRAP. In questo momento di fatto valgono per i contratti a tempo determinato vecchio regime, perché non si può ancora assumere col tutele crescenti. Da quando entreranno in Gazzetta in poi i 2 decreti, in particolare il decreto sulle tutele crescenti, tutti i nuovi contratti a tempo indeterminato saranno a tutele crescenti. Ma quindi quello che diceva il presidente Miotto, le sue assunzioni rienteranno? Allora, il vantaggio, l'esonero contributivo e la deducibilità IRAP è già dovuta. È già dovuta, nel senso ma le tutele crescenti? No. Okay. La tutela crescente sicuramente non sarà retroattiva, sarebbe anche impossibile tra l'altro. In più il decreto è chiarissimo nel dire che vale per le nuove assunzioni. Per cui diciamo, dalla data di entrata in vigore di quel decreto, tutti i nuovi assunti a tempo indeterminato saranno assunti con le tutele crescenti. Questo vuol dire che il regime precedente, la differenza è, come abbiamo detto prima, sul licenziamento illegittimo. Cioè tutele crescenti interviene su questo aspetto, non su tutti gli altri aspetti del contratto a tempo determinato. E quindi su casi molto limitati a questo punto. Numericamente parliamo di un 17-18 mila cause all'anno, probabilmente. È anche vero, ed è un'osservazione corretta, che adesso è difficile che un imprenditore faccia causa articolo 18 perché la giurisprudenza è tendenzialmente piuttosto orientata verso il lavoratore, in particolare nelle zone dove c'è meno occupazione. Adesso però, senza entrare nel merito di questo, è vero che non è il problema del mercato del lavoro italiano l'articolo 18, questo tecnicamente è indubbio. È stato però volutamente, io credo, il governo a giocare sulla sottolineatura dell'articolo 18. Io credo che questa fosse una scelta politica e non tecnica, perché toccare quell'argomento vuol dire dare o provare a dare un segnale di cambiamento, di volontà di riforma. Per cui in un certo senso io credo sia il governo, che è stato il governo stesso a entrare un po' nell'appiattire tutto sull'articolo 18. Perché il Job Act, arrivo alla seconda parte, ha tante altre cose oltre all'articolo 18. Alcune di queste, che però non sono in decreti, i decreti sui temi che non sono quelli trattati dovranno essere prodotti entro il 16 giugno, per cui il governo ha tempo fino al 16 giugno per approvare gli altri decreti. Nel Jobs Act, una legge delega, vi sono per esempio dei principi di delega sulle mansioni, sulla videosorveglianza, sulle politiche attive, sul nesso politiche attive e politiche passive, che a mio parere sono più incidenti sul diritto del lavoro reale del tema della tutela crescente. E di cui non si parla, di cui magari non si per esempio mediaticamente diciamo sarebbe interessante per esempio fare un passaggio col sindacato, se è d'accordo sul discorso del, tra virgolette, il demansionamento di un lavoratore. Cioè un lavoratore oggi che ha una mansione, se viene a mancare, mi corregga se sbaglio, se viene a mancare la necessità in azienda, può essere destinato a un altro tipo di mansione. Cioè, mi interessa, sì, premettendo solo che nella prima versione della legge delega la norma era piuttosto ampia. È stato uno dei temi che poi all'interno della maggioranza, in realtà all'interno del PD, fu oggetto di una revisione, di un
quanto ho capito, di un accordo con la minoranza dello stesso partito, quella parte è stata leggermente modificata, dovrebbe essere fatto salvo la possibilità di demansionare, fatto salvo il mantenimento del livello salariale del dipendente. Questo svuota un pochino la norma, in effetti nasceranno un sacco di contenziosi su questo, se dovesse essere applicato. Il contenzioso del lavoro in Italia è oggettivamente un pochino un problema, ma il contenzioso del lavoro per la maggior parte è sulla mancata retribuzione o appunto per un problema di mansione non riconosciuta, non è sul licenziamento. Certo, io volevo chiedere anche un parere prima di passare la parola al sindacato, anzi ci ha raggiunto Paolo Righetti, segretario del CGIL, dopo un'avvertenza sindacale che ci racconterà magari brevemente. La situazione che appalesava il presidente Muraro, dipendente pubblico, però anche i dipendenti pubblici sono adesso sotto l'occhio della lente di ingrandimento per quanto riguarda eventualmente questioni disciplinari eccetera. Potrà essere esteso? Che tipo di tutele potrebbero avere? Possono rientrare per analogia legis nell'ambito del Jobs Act? È partita una grande polemica mediatica sull'applicabilità o meno al lavoro pubblico del Jobs Act. No, il Jobs Act non si applica, il decreto tutele crescenti non si applica al lavoro pubblico. Quindi chiarito questo. Però il Presidente Sacconi nelle audizioni che sta facendo oggi e domani, che non sono iniziate oggi, sta trattando anche questo punto. Sì, anche se il punto tecnicamente non è tanto applicare questo decreto, ma sempre di più portare il lavoro pubblico verso la regolazione del lavoro privato. Per fare questo però si tratta di costruire decreti non pensati per un altro mercato del lavoro, ma costruire decreti che vadano a toccare il diritto del lavoro pubblico, che è un insieme di norme stratificatesi negli anni, a cui non basta dire si applica quest'altra norma per riuscire a cancellare giurisprudenza. Presidente, posso farle una domanda? Ma l'associazione che rappresenta nasce dalla volontà di Marco Biagi, no? Coinvolge centinaia di aziende importanti, decine di aziende importanti. Ma anche Marco, tutte le parti sociali, devo dire. Ecco, sì, è vero, è vero. Ma Marco Biagi, davanti a questa riforma, cosa avrebbe detto? Avrebbe detto, nel diritto del lavoro solitamente la risposta più corretta è sempre dipende. Probabilmente avrebbe detto dipende di alcune norme, secondo me sarebbe stato interessato e soddisfatto, di altre probabilmente avrebbe avuto qualche dubbio in più. Se posso, ci sono delle soluzioni, come ho detto, tecnicamente interessanti da valutare e anche delle belle idee, altre come ogni legge, e altre che sono dei punti di domanda. Il punto di domanda, siccome è più grosso, l'aspetto critico più grosso, è che per ora è un progetto che ancora guarda un mercato del lavoro molto tradizionale. Cioè l'impressione è che non ci sia un tentativo di leggere l'evoluzione del mercato del lavoro. Anche la costruzione di tutto il ragionamento sul contratto a tempo indeterminato, per quanto a tutele crescenti, apre una domanda che è: il futuro del mercato del lavoro è il tempo indeterminato come lo conosciamo noi ora? Con tutte le rigidità contrattuali che è il tempo determinato, perché dietro il tempo determinato ci sono 300 pagine di contratti collettivi, oltre al tema dell'articolo. Io vorrei che la risposta da adesso il presidente Miotto rappresenta comunque gli industriali, perché questa domanda qua che facendo secondo lei, e dopo sentiamo il sindacato che farebbe. Io credo che cambierà, che le aziende comunque, quelle sono al di là di tutto. Le persone... Nell'esperienza che io ho avuto modo di vedere, noi abbiamo molte cose che sono troppo vecchie, superate, proprio in generale la maniera oggi di affrontare il mondo del lavoro appartiene a un qualche cosa che è storico, che è vecchio, che è poco presente rispetto a quella che è la realtà. Io mi sono trovato, soprattutto quando ero in Federmeccanica, si parlava sempre delle categorie, rivedere le categorie. Oggi io credo che né i lavoratori né gli imprenditori prendano in considerazione le categorie così come sono descritte nel contratto. Ma il tempo indeterminato ha ragione d'essere? Ma il tempo indeterminato dipende da che punto di vista lo vogliamo guardare. Nel senso, tutti pensiamo che sia estremamente difficile pensare che un lavoro possa durare per tutta la vita.
Ma questo perché con ogni probabilità, prima di tutto, il prodotto che io incomincio a fare quando ho 25 anni e mi affaccio al mondo del lavoro, probabilmente non esisterà più quando io avrò 60 anni. E forse neanche l'azienda esisterà più. Ma, ho detto il prodotto proprio per dire sì, che sì, vado più in là, perché l'azienda può morire per n ragioni, perché il titolare non è efficiente, ma anche l'oggetto, insomma, la cosa. Signori, analizzate cosa è successo di un nome che è stato importantissimo, che si chiamava Nokia. I telefonini sono nati e morti, e questo in un tempo che è molto molto più breve del tempo in cui io ho vissuto lavorando. O la Kodak, l'evoluzione che ha avuto la Kodak. Sì. Ma la Kodak, le macchine fotografiche già sono durate un po' di più, cioè oggi nessuno usa più il telefonino che nel 1990 sembrava il più diffuso. Pesante però. pesante, ma sembrava Su questo posso un'osservazione? Sì, perché pensa all'SMS che... No, ma infatti è stato chiarissimo da quel punto di vista. Solo che io sto pensando alle persone. Allora, a forti del fatto, scusate, che i lavoratori giovani difficilmente, si capisce, potranno trovare occupazione almeno nei nostri mercati. Ci troviamo masse, anche perché sono in mobilità, di lavoratori di una certa età. Si tratta di lavorare anche sulla mentalità delle persone. Cioè il terrore è che questo cambiamento sia molto difficile da recepire da un cinquantenne, ce ne sono disoccupati, e che questo, trovandosi mobilizzato, non compri più niente, non muove l'economia, manco la casa. Secondo me dobbiamo guardarla in maniera un pelino diversa, che è quella di dire il mondo si evolve con una certa velocità che oggi probabilmente è diventata maggiore della velocità che impiega un uomo per attraversarla, cioè la sua vita, okay? Il tempo della vita. Quindi tu devi concepire un sistema sociale dove ci sono imprenditori, Stato, scuola, sindacato, lavoratori, cioè, che ti supporti che in questo... tenga conto che il mondo è così. Più presto noi riusciamo a capire che il mondo è così e è condizione necessaria adattarsi al mondo per sopravviverci, più presto come nazione lo capiamo, più presto sviluppiamo delle soluzioni, probabilmente meno soffriamo tutti, perché poi alla fine comunque sicuramente soffre chi perde il posto di lavoro, ma ci soffriamo tutti in questo problema. Voglio sentire il sindacato e dopo anche il CISL. Penso che si debba fare proprio una distinzione fra quello che è l'evoluzione del processo economico produttivo nella vita di un'azienda, che può avere le dinamiche che sono state fatte con l'esempio della Nokia, ma che può avere dinamiche anche diverse nel corso di tanti anni, per cui può avere fasi in cui va bene, fasi in cui va male, fasi in cui c'è più difficoltà, e che vengono gestite normalmente con processi anche collettivi. Tanto è vero che è assolutamente falsa la rappresentazione che in Italia non si può licenziare, no? Purtroppo siamo in presenza, la crisi lo ha accentuato ancora di più, ma da sempre, di processi di gestione delle situazioni di crisi, con gli strumenti degli ammortizzatori sociali, ma anche con la gestione di licenziamenti collettivi, oltre che quelli individuali nelle situazioni che non rientrano nei requisiti per le procedure collettive. Questa è una cosa, l'altra è cosa c'è dietro il concetto di lavoro e contratto a tempo indeterminato. Lì c'è un concetto che è anche valoriale, oltre che sostanziale e materiale. C'è una modalità di garanzia dal punto di vista del lavoratore, di una garanzia di continuità, di rapporto strutturale, di continuità di reddito e anche di esercizio del proprio ruolo di attività lavorativa, con tutto il significato di dignità che questo comporta. Quindi lei vede il bicchiere mezzo pieno. E la capacità di potersi costruire un progetto di vita. Ma lei vede quindi sulla riforma del mercato del lavoro, vede il bicchiere mezzo pieno? Adesso ci arrivo. Io dico anche dal punto di vista delle aziende, perché anche le aziende hanno un problema di fidelizzazione, di continuità nel rapporto col lavoratore che gli garantisce esperienza, professionalità, specializzazione. Per cui non vedo una incompatibilità fra questi due. È chiaro che dopo bisogna... Righetti, però, secondo lei questa continuità
che ha l'azienda nei confronti del lavoratore, che l'azienda interessa a tenere, viene determinata dal contratto o dal lavoro che c'è in azienda e dalle qualità del lavoratore? No, viene determinato da tanti fattori, principalmente i fattori economici produttivi, ma anche dalla tipologia del rapporto di lavoro. Venendo alla domanda che mi faceva, c'è tanta mistificazione rispetto al Job Act. Si presenta come un intervento che va nella direzione sollecitata dalle direttive della stessa Commissione europea, che indica il contratto di lavoro a tempo indeterminato come il rapporto di lavoro prioritario che si dovrebbe assumere, ma che in realtà determina una situazione quasi opposta. Guardate che l'intervento sul Job Act, sul contratto a tutele crescenti, è un intervento che sostanzialmente modifica, come è stato detto, le procedure rispetto ai licenziamenti illegittimi. Cos'era la tutela dell'articolo 18 rispetto ai licenziamenti illegittimi, e cioè ingiustificati, senza un motivo giustificato? Era la garanzia che rispetto a un rapporto di lavoro fra prestazione di lavoro e datore di lavoro non ci fosse un intervento di rottura, di trauma, di interruzione dovuto a motivi non giustificati. È su questo che si interviene, è l'unica cosa su cui si interviene. Fra l'altro, e chiudo, c'è una mistificazione anche nella stessa denominazione, no? Contratto a tutele crescenti, dove la tutela crescente non c'è. Contratto a tutele crescenti significa un percorso dove c'è un inserimento lavorativo con tutele inferiori rispetto a quello che è il lavoro già in servizio, è già stabile, e che a un certo punto arriva ad essere uguale. Qua no, non c'è nessuna tutela crescente, la condizione è una condizione di diversificazione, a proposito di omogeneità dei trattamenti, crea un'ulteriore diversificazione che non raggiunge mai attraverso una tutela crescente, una parità. Quindi la CGIL tiene ancora questa posizione, diciamo, che era quella iniziale rispetto alla CGIL, è nelle cioè il sindacato che rappresenta, diciamo. È nei fatti, è una condizione sindacato CISL e poi pubblicità. Volevo praticamente dire, rispetto alla questione, il mercato del lavoro sta cambiando e ci spaventa le formule. Allora, io per esperienza personale ho rappresentato per molti anni i lavoratori dell'agricoltura. Su 20.000 lavoratori dell'agricoltura, 18.000 sono a tempo determinato, lavorano stagionali, ma hanno la certezza di avere un ammortizzatore sociale dopo gli 11 mesi, 10 mesi di lavoro prima dell'inverno, hanno gli ammortizzatori. Questo, il problema è questo, avere delle certezze, dare l'opportunità di accedere al credito, di costruirsi un progetto di vita per la propria famiglia. Più che altro. La cosa sul demansionamento che veniva chiamato, io anni fa, in una situazione di riorganizzazione aziendale con lavoratori altamente professionalizzati, a posto di perdere il posto di lavoro, accettarono di entrare in linea di produzione e tra l'altro c'erano altrettanti laureati, altrettante gente con un livello di un certo tipo, ha accettato di entrare, abbiamo condiviso. La CGIL è d'accordo su questo, giusto per sapere, su questo passaggio? La CGIL come la CISL come l'UIL ha affrontato tantissime situazioni di questa natura. Esatto. Un conto è affrontarle sul piano contrattuale rispetto alla gestione di una situazione di crisi. Un conto è avere un'imposizione legislativa che determina un potere decisionale autonomo da parte dell'imprenditore che porta alla possibilità di utilizzare il lavoratore in termini demansionati. Questo non è accettabile. Sì, attenzione, posso intervenire, c'è anche esattamente l'aspetto contrario, okay? Laddove, e io ho vissuto casi in cui azienda e lavoratore si trovavano d'accordo e il sindacato è intervenuto per dire la sua no, perché c'è il contratto. Io credo che noi dobbiamo un po' uscire dalle rigidità del contratto e incominciare a pensare che nel momento in cui lavoratore, che io considero oggi persona capace, in grado di intendere, di volere e di decidere per la sua vita, talvolta molto meglio di come riesce a rappresentarlo il sindacato, ma non per cattiveria nella persona sindacalista, in quanto conosce le dinamiche aziendali, in quanto ha una serie di conoscenze e di informazioni vivendo magari in azienda da N anni, che sono superiori a quelle che ha il rappresentante sindacale, che probabilmente conosce molto bene un sacco di aspetti normativi, ma non conosce le dinamiche aziendali. Ecco, laddove il lavoratore concorda con l'imprenditore una certa regola, un certo accordo,
direi dobbiamo lasciarli decidere. Se posso aggiungere, lo so che lei non è d'accordo, la CGIL non è d'accordo in questo, però io credo che se vogliamo incominciare a ragionare effettivamente in termini di futuro, di nuova metodologia di relazioni industriali, noi dobbiamo pensare che il sindacato deve essere un po' meno rigido nelle regole generali e un po' più a contatto con l'azienda, cioè gli accordi si devono fare in azienda. Però Presidente, diciamo, però non può nascondere che comunque negli ultimi periodi, visto anche la crisi, comunque c'è stato un avvicinamento da parte di molto cambiato il sindacato. Infatti questo cioè, io lo bisogna continuare questa direzione. Aspetti che lasci parlare, il sindacato non è fatto di persone che non sono intelligenti, bisogna che non continuare hanno capacità. questo Sia chiaro, io avvicinamento. ho sempre non posizioni rigide, insomma. Sa qual è la mia impressione? Che tanto più scendi, più riesci a discutere con le organizzazioni sindacali. Io con la mia FIOM riesco a discutere, a fare accordi, e ho detto prima, io ho solo FIOM in azienda. Eppure riesco a trattare, e cito perché nell'immaginario collettivo la FIOM viene considerata quella che necessariamente deve essere a tutti i costi contro l'imprenditore per definizione. No, non è vero. Abbiamo fatto ottimi accordi e ottimi contratti aziendali. La realtà è quando sali di livello, arrivi al nazionale, e io ho vissuto il contratto dei metalmeccanici a livello nazionale, improvvisamente tutto si irrigidisce, si assistono a delle scene che tu razionalmente dici: ma questa non è uso della logica, qui ognuno prende e si va a posizionare e non vuole assolutamente cedere, perché sembra che cedere per trovare un accordo sia... No, lei ha detto benissimo, purtroppo le relazioni industriali nelle fabbriche hanno tanti pregi, tante virtù con sindacalisti ed imprenditori che vogliono confrontarsi, tanti limiti quando troviamo a volte sindacalisti ma anche tanti imprenditori che non riescono ad affrontarlo. Ma detto questo, la cosa che mi preoccupa invece era la riflessione che stavo citando prima sulla nostra disponibilità, la disponibilità del lavoro a mettersi in discussione, ma l'incertezza che c'è nel paese rispetto agli ammortizzatori. Ha citato prima il consulente del lavoro, il responsabile del consulente, e diceva gli studi professionali non hanno goduto della cassa integrazione in deroga. Io aggiungo alcuni segmenti, per esempio del Veneto, parlo di associazioni allevatoriali, per esempio, non hanno goduto anche loro degli ammortizzatori in deroga. Vivono in una situazione di abbandonati da bleu. Ma la cosa più grave è che abbiamo detto per anni che i lavoratori non avrebbero più preso, perché abbiamo le riforme pensionistiche sono intervenute a dimezzare l'ipotesi di pensione prevista in passato. Stiamo trasferendo un messaggio tra i lavoratori, quello che il futuro sarà quello di una pensione integrativa che affiancherà la pensione pubblica. Il governo Renzi interviene a gamba tesa, alzando praticamente il prelievo sul rendimento. Svuotando il serbatoio. Esatto, svuotando il serbatoio. Questo l'abbiamo giudicato non corretto, stiamo lavorando perché si intervenga su questo fronte, perché quello si sta giocando veramente le prospettive dei lavoratori sembra che non ce ne pensionati siano, del assolutamente. Comunque non coerente rispetto a un'idea complessiva. Allora dico, è inutile che discutiamo del licenziamento ex articolo 18 se poi facciamo svarioni di questo tipo, cioè di cosa stiamo discutendo. È solo un fattore politico, come diceva Emanuele Massagli. Ma l'idea che ormai molti lavoratori hanno compreso è che non ci saranno soldi per le pensioni. Proprio non ce ne sarà, cioè noi contiamo a versare i contributi per mantenere in essere questo e poi noi saremo a zero. È sbagliato dare un messaggio del genere, perché io sono un lavoratore, è sbagliato dare un messaggio del genere, perché io sono un lavoratore che versa la pensione integrativa, come tutti, certo, come i lavoratori che hanno possibilità di avere un lavoro dipendente integrativo, dal punto di vista contrattuale, e che sto costruendo un percorso pensionistico individuale. Ma se poi interviene un governo e tipo Fornero ti cambia le carte in tavola, appunto questo è un intervento che era lasciato alle parti, non era governato da interventi governativi, legislativi su questo tema, era governato dalla contrattazione all'interno delle fabbriche. Quello che spesso rivendichiamo, che alcuni argomenti anche richiamati dal Job Act, a me preoccupa come intercettiamo la produttività all'interno delle aziende, come non sono filo aziendale come chiedeva prima, però per esempio parliamo del settore agroalimentare in Veneto che sta macinando dei risultati
risultati positivi, per carità, non siamo, forse anche in virtù dell'export. Lì c'è una buona parte di aziende che sul piano della contrattazione integrativa non fanno. Ci sono esperienze, sicuramente dal dottor Minotto ci sarà la contrattazione integrativa fatta in azienda, nel settore metalmeccanico che stanno facendo esperienze importanti e lì c'è produttività. Per cui questo è il tema che dovremmo aprire subito sul territorio, i contratti di prossimità. Ma vediamo queste, ok, chiarissimo, io devo purtroppo tagliarla perché abbiamo la pubblicità. Pubblicità, pochi secondi, poi siamo di nuovo con voi.